Sono 200 anni esatti oggi dalla nascita dell'esploratore, sacerdote e missionario Don Angelo Vinco, nato il 29 maggio 1819 in contrada Lavello, un personaggio che si è distinto per essere stato il primo ad iniziare l'attività di cristianizzazione dell'Africa centrale, tracciando ponti culturali che proseguono ancora oggi. Don Angelo Vinco certamente è stato un pioniere della fede, un pioniere che ha avuto il coraggio di partire da una terra come la nostra terra della Lessinia per solcare non solo i mari ma solcare i fiumi, il deserto, e questo è stato spinto da un profondo anelito di portare la fede, di portare l'annuncio del Vangelo. E la cosa bella di Don Angelo Vinco, da quello che noi possiamo dedurre dai suoi scritti, è proprio il fatto che lui era un entusiasta, per cui l'ha fatto con una passione profonda, disposto a dare la vita perché lui non sapeva dove andava, dove sarebbe andato, cosa avrebbe comportato. Di fatto è stato così, perché Don Angelo Vinco è morto di malaria a 33 anni, per cui ha giocato il tutto per tutto. Ci saranno quindi incontri con esperti, concerti di musica africana nelle contrade di Cerro e in piazza e poi ancora proiezioni di film del Festival di Cinema Africano. L'idea nostra è quella di, visto questo connubio Cerro, Lessinia, Africa, Africa, Lessinia, di portare un po' di Africa o di cultura, di mentalità, di spettacoli e di arte in Lessinia con eventi legati al Festival del Cinema Africano. Avremo una rassegna, musica africana in contrada, cibo, quindi possibilità di gustare piatti dal connubio Lessinia-Africa dagli esercenti di Cerro Veronese e conversazioni reading, quindi con degli esperti che vanno ad approfondire questa figura. Una cosa importante per chi verrà a Cerro, oltre ad una mostra fissa nell'atrio del comune, avremo anche una mostra lungo le strade del paese. 18 postazioni, 18 banner che racconteranno, quindi on the road, passeggiando tra i cortili, tra le strade e i sentieri di Cerro, racconteranno questa figura. Un'occasione per vedere l'Africa sulle vette di Verona. Noi speriamo che dia veramente una scossa nel vero senso della parola. Perché la cultura è questo che deve fare e questo per noi è un evento altamente culturale. Andare a riscoprire una figura così nascosta, così poco conosciuta solo per nome, perché è la nostra piazza principale, l'abbiamo intitolata a lui. La gente lo conosce solo per nome ma non per quello che ha fatto. Una scossa che abbiamo voluto, volutamente, come amministrazione in particolare, far partire dalle scuole, far partire dai nostri ragazzi. Hanno fatto uno studio e hanno prodotto un materiale straordinario che resterà poi a disposizione anche negli anni prossimi sia ai ragazzi ma anche agli adulti. È un video di 45 minuti che avremo modo in più occasioni di far vedere e questo secondo me sarà la vera scossa. Ci sono dei messaggi molto importanti, hanno attualizzato la figura di Don Vinco. Presenteremo questo lavoro fatto dai ragazzi, un lavoro che è stato una sorpresa, nel senso che abbiamo iniziato il lavoro con molta semplicità, non pensavamo che questo potesse diventare un lavoro così corposo e approfondito, anche perché si è condensato, concretizzato in un film di circa 47 minuti in cui i ragazzi, attraverso i loro disegni, il loro lavoro di ricerca, dialoghi, una parte anche recitata, con la loro creatività, grazie agli insegnanti, sono riusciti a fare questo riassunto sulla storia di Don Vinco, scoprendo un personaggio che nemmeno noi che abitiamo e lavoriamo in questo territorio conoscevamo.